A Radio Barbagia, due chiacchiere con, a cura di Roberto De Sì. I cannot sleep tonight, my lovely darling. Always thinking of you every moment. You don't have to be sad, my little treasure, or even pensive too. You mean my pleasure. I'm sure that you're my best desire, the only one I love, my burning fire. I'm sure that you're my best desire, the only one I love, my burning fire. Oh, I just cannot live without being hopeless. When you're away from me, I need your sweetness. Nothing else matters still. My world, it's so empty if you're not by my side. But with you, it's so plenty. I wanna give you all my protection. I really wanna change for you my passion. I wanna give you all my protection. I really wanna change for you my passion. Si dice che l'amore sia un gioco, e questo devo ancora capire, che se è bello perché dura poco, a che serve allora farlo iniziare? Ora guardo dietro ai nostri errori, cercare inutile quel che non c'è, come aspettare sulla ruota del cuore il nostro numero che mai potrà uscire. E l'amore, 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 la risposta che non mi puoi dare ai miei dubbi nascosti nel cuore, e almeno tu lasciami andare. E l'amore, 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 è silenzio che vuole gridare, è la regola che fa l'eccezione, tutte cose che non riesci a capire. Riprenditi pure le tue bugie, di verità o solo le mie. Vincere non ti basterà questa partita per tirare i dadi, yeah, della mia vita. E l'amore, 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 la risposta che non mi puoi dare ai miei dubbi nascosti nel cuore, e almeno tu lasciami andare. E l'amore, 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 è silenzio che vuole gridare, è la regola che fa l'eccezione, tutte cose che non riesci a capire. E l'amore, l'amore, l'amore. Bentrovati su Radio Barbagia. Quello che avete appena sentito era un piccolo middle, piccolo perché erano due brani, uno in inglese ma riconoscibilissimo se
insomma, si è sardi, sarebbe come dire, mettiamo tra virgolette, un delitto non conoscere. I Can Sleep era la versione in inglese di Non posso riposare, l'altro era È l'amore. Perché abbiamo fatto questo medley? Perché questi due brani? Perché il colpevole, utilizziamo questo termine sempre in modo ironico, è Riccardo Ruiu. Riccardo Ruiu che raggiungiamo in quel di Berlino. Riccardo, ben trovato. Ciao a tutti. A Radio Barbagia. Dicevo poc'anzi, lo hai sentito perché comunque eri in contatto, questo medley di due brani. In pratica noi ci siamo conosciuti qualche anno fa proprio col disco che portasti qua, però alla fine oltre alla programmazione non ci siamo più sentiti, ci siamo persi di vista, quindi ci è servito anche come ponte per ricongiungerci con te. In questo caso il ponte molto lungo perché tu sei lontano da noi, ma non perdi come dire, occasione di tornare in Sardegna appena puoi. La ragione principale perché sei qua, ci fa piacere, da sardi soprattutto, ma anche come dire, da appassionati e da radio che trasmette musica, di chiacchierare e di far sentire le canzoni, in questo caso i brani tuoi. La ragione principale è che c'è Che ridere Presidente, un brano che è in onda da qualche giorno anche qua, e quindi come dire ulteriore motivo per sentirti. Tralasciamo un attimo Che ridere Presidente, che sentiremo proprio alla fine di questa chiacchierata. Raccontaci un po' di te, come nasce questa tua passione per la musica. Il mio approccio con la musica nasce 10 anni fa, mentre mi trovavo in camera con in mano una chitarra, e tutto è partito da lì con un paio di accordi, ho scritto 2 righe e da lì è partito tutto. È nata questa canzone che ho fatto sentire ad un amico e mi ha confermato, perlomeno. Ecco, hai detto. La canzone gli piaceva, e quindi da lì è partito tutto, la scintilla è stata quella. Ecco, hai detto una cosa però. Circa 10 anni fa ti sei trovato con la chitarra in mano, che però c'era una cosa che a me affascina sempre, la scrittura musicale. Com'è che hai scoperto? È una cosa che ti porti dietro, non so, da bambino, come sai, i pensierini, poi nelle agende, poi eccetera eccetera. Sì, in effetti mi è sempre piaciuto scrivere poesie, prima di tutto, e poi dopo queste poesie devo metterle in musica. Da lì il passo è stato breve, ecco, tutto qui. Insomma, era latente la cosa, la covavi comunque. Sì, esatto. Innanzitutto è stata un'esperienza, il primo approccio naturalmente con la scrittura musicale, certo non è facile, perché trasformare le poesie in musica richiede ovviamente un certo sforzo e lavoro, ovviamente non è stato semplice, però diciamo che da quando è iniziato abbiamo fatto dei passi in avanti molto importanti, credo. E sono contento di questo percorso. Ecco, nella tua biografia, diciamo, che mi hai spedito, leggo qua 2009 una collaborazione con la poetessa Jacqueline, quindi incontri la poesia. Esatto, sì, Jacqueline Miu è una grande autrice, la direttrice anche di una casa editrice che espone anche alla Fiera del Libro di Torino. Con lei è iniziata una collaborazione e abbiamo tramite Skype ci siamo conosciuti perché io avevo scritto una poesia sul suo sito, lei aveva notato e lei mi aveva richiamato. E quindi da lì è nata questa collaborazione molto proficua. Abbiamo scritto 2 brani insieme, di cui uno è Uccelli Blu, che è nel CD che ho pubblicato nel 2010, e l'altra è una canzone in inglese che magari uscirà da qui a qualche anno. Stiamo cercando di proporla anche a qualche cantante anche internazionale, vediamo un pochettino se il progetto va in porto, sarebbe una bella cosa. Hai già citato il disco nel 2010, quindi un anno dopo o l'anno successivo, ti decidi proprio a fare il grande passo e pubblichi un album. Com'è stata questa esperienza? Ma è stata sinceramente, naturalmente, tutto ciò che è nuovo è bello, è la prima volta, è sempre la prima volta, come tutte le cose. Io sono stato un mese a Napoli a casa del mio arrangiatore, sono andato lì con il progetto che era già pronto. Dopo un mese tra pre-produzione, quindi
e registrazione della musica, appunto, delle voci. Dopo il CD, insomma, dopo tutti i processi naturalmente di produzione, di realizzazione, a luglio, insomma, è stato terminato. È stata un'esperienza bellissima, perché comunque mi ha anche messo in contatto, sono entrato in un mondo, diciamo, che prima non conoscevo, è tutto il mondo dell'arrangiamento, il mondo della collaborazione musicale. Quindi poi Napoli è una città dove cantano tutti, come si dice. È già musicale. Esatto. E quindi sono andato anche in altri studi, ho conosciuto anche altri artisti, ed è stata un'esperienza comunque formante, interessante e molto, è molto istruttiva, musicalmente inteso. Quindi per me è stata oggettivamente un'esperienza che mi è servita tanto anche per crescere, sia musicalmente, ovviamente, che per quanto riguarda proprio il lavoro stesso della formazione musicale, certo, in questo senso, perché io, non avendo fatto giustamente nel conservatorio o altre scuole di questo tipo, formazione sul campo, come si dice. Esatto. La mia palestra è stata semplicemente l'esperienza, esperienza che ti fai, perché leggo qua diversi festival, quindi proprio calchi il palco. Tra l'altro anche questo Tour Music Festival presieduto da Mogol, quindi insomma un'ulteriore bella palestra direttamente, come dire, testare direttamente dal vivo e subito la tua musica, insomma la reazione del pubblico verso la tua musica. È stata una bellissima esperienza, perché eravamo 3 giorni ad Ischia ed era un concorso dove c'erano tanti maestri, e quindi noi abbiamo presentato quindi i nostri brani, i nostri pezzi, che sono stati quindi analizzati anche da gente appunto del calibro appunto di Mogol e dei suoi collaboratori, e ho ricevuto l'apprezzamento anche per i testi e insomma per la poetica, ecco, della canzone che avevo presentato. E questo è stato sicuramente molto gratificante, e questo mi ha permesso ancora di più di credere in quelle che erano le mie capacità. È stata un'esperienza molto molto piacevole. Capacità che vedo che comunque continui nel corso degli anni, a parte che ti trasferisci sempre nel 2010 a Berlino, ma vedo comunque nel corso degli anni partecipi a proprio dei concorsi per cantanti e scrittori di canzoni, songwriter, come si usa dire. Autori, certo, che poi è mi è sempre perché fondamentalmente mi piacerebbe molto entrare ovviamente in questo settore, molto anche come autore, oltre che come cantautore. Ho da sempre scritto comunque testi, e ho ricevuto anche l'apprezzamento anche per esempio del figlio di Mogol, di Alfredo Mogol, al quale sono state sottoposte molte le mie canzoni, e ho ricevuto dei commenti, degli apprezzamenti molto lusinghieri. Questo naturalmente mi ha fatto enorme piacere, perché anche se riconosciuti ad un certo livello sicuramente gratifica, e tanto pure. Tra l'altro 2020 anche Targatenko, premio Andrea Parodi, come dire, un'ulteriore soddisfazione. Certo. Sì, esatto. Ho partecipato con una canzone, Zumundergai, Zumundergai, che è una canzone scritta in sardo per un amico che purtroppo non c'è più, Massimiliano Corrai, un ragazzo di Bono. Ho scritto questo testo, avevo promesso di scrivere una canzone, alla fine dopo tanti anni sono riuscito a concluderla. Credo che questa canzone uscirà sicuramente a breve. È stato un testo molto toccante, a cui tengo tanto. Ecco, hai citato, tornando leggermente indietro, quando hai parlato io ti ho chiesto, incontri la poesia, la Jacqueline C. Mew, hai detto che comunque stai trattando, mettiamolo tra virgolette, un altro brano, e quindi ti proponi come autore. Ci credi anche in questa ulteriore, cioè autore per altri, volevo dire, ecco, mancava. Sì, certo. Come investi autore, naturalmente bisogna, quando ti presenti giustamente a gente del calibro, c'è un cantante già affermati, con gente come ho presentato dei testi a Mina, ho sottoposto i testi anche a Gianna Nannini,
quindi insomma bisogna anche... Ti stai dando da fare, diciamo. Esatto, bisogna anche credere un po' nelle proprie possibilità, e questa naturalmente è la molla che spinge ogni giorno le mie produzioni, le mie creazioni, e questo naturalmente richiede tanto sforzo e tanta autocritica, perché giustamente il primo critico di me stesso sono io, questo è poco ma sicuro, quindi bisogna anche essere realisti. Per uno che ha ascoltato tanta musica per tanti anni, giustamente riconosco anche quando qualcosa che non gira o non va, e quindi bisogna buttare giù e riscrivere di nuovo. E quindi questo è un processo che richiede tempo e sforzo, questo tanta fatica. È quello che magari il pubblico a volte non capisce, ma non perché non riesce a capire, perché una cosa dietro le quinte e non è semplice, e comunque è lungo e faticoso. Esatto, anche perché dietro anche un'apparente canzonetta esatto. Diciamo c'è sempre comunque anche una ricerca che non è, molte volte non è facile da capire, però è così, perché a livello metrico, quindi a livello musicale, mettere a posto il tutto e fare un tutto organico molte volte non è semplice, quindi questo attualmente richiede sforzo e anche competenza. Competenza, ma hai avuto anche coraggio, perché sei andato, certo tu sei sardo, e lo sai, però a toccare No Poto Reposare è stato un atto di coraggio, perché è una cosa, possiamo dire, sacra, è un brano bellissimo. Com'è stato il responso di questa versione in inglese? Ma sicuramente ho avuto un approccio un po' particolare in questa canzone, nel senso che quando la canzone veniva cantata o la cantavamo tipo in spiaggia con amici, quello che mi ha spinto a scrivere il testo in inglese, a fare un adattamento che si chiama è un adattamento, perché non è giusto, non è preso pari passo, parola per parola, certo. Esatto, perché giustamente non sarebbe possibile. E quindi la molla che ha fatto scattare l'inizio di questo progetto nel scrivere questa canzone è stato quando alcuni turiste con le quali parlavamo in spiaggia, mi dicevano, apprezzavano tantissimo questa canzone, ma c'era un problema che non capivano il testo. Ma questa canzone è melodicamente bellissima, e quindi apprezzavano tantissimo, ma mancava anche l'approccio linguistico, e quindi ho detto rendiamola un po' internazionale, e da lì ho pensato di adattare appunto il testo in sardo all'inglese. Ti sei preso un bel rischio, però ben ripagato. Esatto, sì, perché oggettivamente devo riconoscere che non è stato semplice, anche perché giustamente poi noi sardi siamo molto attaccati anche ovviamente al testo in sardo, quindi renderlo in inglese giustamente fondamentalmente per tanta gente che l'inglese magari non lo conosce, oppure non lo parla, non lo capisce, certo non è semplice. Però siccome giustamente anche la melodia comunque già fa da traino alla canzone stessa, anche senza testo, poi giustamente se il testo è reso anche in maniera anche omogenea più o meno rispetto anche al testo in sardo, riprendendo un po' anche quelle che sono anche le sonorità appunto della rima, allora diciamo che il risultato può in qualche modo non essere tanto malvagio, tutto qui. Bene. Veniamo ai giorni nostri. Allora, questo nuovo brano, raccontaci come ti è venuto in mente. Così. Ma allora, Che ridere Presidente è un brano che... Tra l'altro, Che ridere Presidente, mi è sembrato di capire che non è una mira alla persona, ma alla figura, alla carica, giusto? Esatto, giustissimo. Perché si rischia a volte... quando si fa una lettura un po' affrettata anche della canzone, giustamente, perché anche il ritmo molte volte può un po' distogliere da quella che è la profondità anche del testo, perché questa canzone è una canzone che apparentemente giocosa, ma nasconde ovviamente
dei significati che sono anche, diciamo, profondi, che analizzano, che sono un'analisi della società attuale, dell'Italia attuale, nelle condizioni in cui versa l'Italia, diciamo, e parla anche, insomma, dei malanni, tra virgolette, dell'Italia attuale. Per scrivere questo, giustamente, ho reso la canzone con un ritmo che è molto richiamabile, molto anche, se vogliamo, radiofonico in questo senso, però ci sono degli strali contro la società attuale e contro quella carica, diciamo, che il presidente, che non è riferita, ovviamente, anche se nella canzone c'è qualche riferimento al Presidente della Repubblica, ma è riferita alla carica in sé, al simbolo che rappresenta, quindi può essere presidente di un partito, esatto. ovviamente, oppure o di un'istituzione, magari, ovviamente, che non hanno magari operato al meglio, hanno operato bene per il bene dell'Italia, e quindi giustamente si sottolineano alcuni aspetti che purtroppo, che in Italia non vanno bene e che creano anche malcontento. Questo naturalmente detto e cantato in maniera ironica e sarcastica, anche in maniera pungente, però il tutto, diciamo, che bisogna anche un po' indorare la pillola con un ritmo, appunto, che, diciamo, che tiri un po' su giustamente il testo, perché altrimenti sarebbe un funerale. Ecco. Infatti, come ti ho detto io, e come utilizzo spesso il termine, una lettura a più livelli, nel senso che si rende il brano, vuoi anche radiofonico, che non è come dire, una parola brutta, Esatto. si rende orecchiabile, però se ci si presta un pochettino più di attenzione, si capisce, e si presta soprattutto attenzione al testo, ecco. È qualcosa di più profondo, non è una, tra virgolette, sempre una canzonetta e basta, allegra. Sì, ecco. Anche quando si scrive, io penso sempre che quando si scrive per canzoni che apparentemente, infatti, sono delle canzonette, bisogna sempre comunque scrivere con coscienza e anche con non dimenticando gli aspetti anche seri. Cioè, una canzone deve essere, giustamente, anche quando è di protesta, bisogna renderla in modo che la gente capisca che ci sono i sorrisi, ci sono le battute, però giustamente poi bisogna andare anche molte volte alla sostanza. Certo. La società in questo momento ha bisogno anche di tanti sorrisi, ha bisogno di allegria, ha bisogno che si riprenda un po' il ritmo della vita, oltre che delle canzoni, però giustamente bisogna anche guardare in faccia quella che è la realtà, e le cose che non vanno, e in questo senso bisogna denunciarle, bisogna sempre dare voce alle cose che purtroppo rendono la nostra società non tanto giusta. Ecco, è un modo per farlo, sono le canzoni, ecco, così. Esatto, uno dei modi, forse il modo più diretto e il modo più, diciamo, che a livello, naturalmente, a livello veicolare, i media aiutano tantissimo in questo, e di questo noi siamo coscienti quando scriviamo un testo o quando, appunto, scriviamo una canzone, e questo naturalmente aiuta tantissimo, perché giusto veicolare questo messaggio è molto importante, giusto per chi scrive. Ecco, un'ultima domanda, siamo addirittura d'arrivo. Berlino, sì. C'è un motivo particolare, ovviamente, se si può dire, perché tu comunque parli, leggo correttamente, in modo eccellente, inglese, spagnolo, adesso tedesco. Ecco, è stata una scelta artistica anche o cosa? No, assolutamente. È stata una scelta personale, ecco. No, è stata scelta professionale, perché sono stato invitato, appunto, dall'Università Libera di Berlino a condurre un corso della durata di 2 anni sul sardo, quindi un corso di sardistica e di italianistica, e quindi ho accettato, la proposta, e quindi sono stato 2 anni in Germania, e poi dopo ho deciso veramente di rimanere qui a Berlino, perché molte persone, questo è uno stereotipo che a me piace anche un pochettino, bisognerebbe sfatare. Cioè, sì, perché molte volte molte persone pensano che Berlino sia l'Eldorado degli artisti, e quindi già il fatto di prendere un aereo e quindi diventi artista durante il volo. Ecco, quindi, il diploma te lo danno gli steward. Esatto. Berlino è una città sicuramente per artisti,
ma qui c'è molta concorrenza e giustamente venire a Berlino qui portando la propria arte, pensando di essere insomma i primi in qualcosa, anche se uno crede giustamente nelle proprie possibilità, però non è facile, perché qui è veramente pieno anche di artisti e il confronto insomma non è molto semplice. È come un po' portarsi la birra in birreria, quindi non è diciamo non è così semplice, ecco, a portare qualcosa di nuovo, però ovviamente la creatività e la voglia anche di emergere giustamente ti porta a questo. Come è vista l'Italia artistica da lì? No, ma l'Italia artistica, giustamente, dico sempre questo, tutto il mondo è paese, quindi la creatività viene comunque riconosciuta ovviamente dappertutto, al di là dei meridiani, dei paralleli, come si dice. Quindi credo che sia, se c'è una cosa che secondo me infatti è molto oggettiva, questa secondo me sia la creatività e la fantasia, e queste vengono premiate sia in Germania sia in Italia. Ovviamente, giustamente, in Italia abbiamo magari, non lo so, magari abbiamo una propensione sicuramente ad essere un po' più creativi in un determinato senso, sì. Però abbiamo forme diverse e modi di espressione diverse, probabilmente questo sì, però posso assicurare che anche i tedeschi a loro modo sono anche molto, molto creativi e molto fantasiosi. Esatto, bene, sì. Allora ti terremo come nostro corrispondente dalla Germania per aggiornarci. Sì, perché no? Mi fa piacere. Benissimo, Riccardo, dietro questo brano stai già lavorando a qualcosa di nuovo? Sì, ho altre canzoni che sono già pronte, anzi in cantina. Esatto, sì, annuncio già in anteprima che ho ricevuto già i primi i primi complimenti anche dalle etichette discografiche che si sono fatte avanti in questi giorni, e quindi questo naturalmente mi fa molto piacere, e anche a noi sicuramente. Esatto, e quindi poi la canzone verrà trasmessa anche in tutto il continente, anche in Italia, grazie a Telesia, che è un gruppo, non voglio fare pubblicità gratuita, ma verrà trasmessa in più di 4.500 teleschermi in tutta l'Italia, tra aeroporti, tutti gli aeroporti principali, bus, metro e stazioni di treno. Quindi è una bellissima iniziativa, una grande opportunità. A proposito di Emilia, esatto, il che non guasta, quindi benissimo, diciamo la potenza di esatto. Riccardo, allora noi il contatto lo abbiamo stabilito, esatto, sì. Adesso non abbiamo scuse né da una parte né dall'altra, e quindi noi siamo qua ad aspettarti sempre, ci fa piacere chiacchierare con te. Va benissimo, naturalmente il sentimento è reciproco. Ringrazio tutti per l'attenzione dei telespettatori, per l'attenzione che ci hanno concesso. Certo. Ovviamente il benvenuto, sarai sempre il bentornato quando passerai da queste parti, nella tua e nella nostra amata Sardegna. Lo farò senz'altro, magari con una nuova canzone, perché ecco. No? Benissimo, e quindi facciamo l'ultimo passo, un in bocca al lupo, una risentirci o vederci il più presto possibile. Riccardo Ruggio a Radio Barbagia con Che ridere Presidente. Ecco, prima di chiudere, un'ultima cosa che mi sfuggiva, c'è una voce all'inizio e alla fine, c'è un motivo particolare? Non sveliamo di chi è? O vuoi? Ovviamente la citazione è d'obbligo, perché è il grande Totò e quindi la sua ironia, appunto, e con il suo sarcasmo, giustamente gli italiani, insomma, è andato in giro nel famoso votantonio di Totò, è stato giustamente preso ad hoc per diciamo conferire anche alla canzone ancora di più quel tono di satira con la quale era stato pensata. Ecco, è tutto qui. Benissimo, allora lasciamo l'ascolto, lasciamo i radioascoltatori, insomma, adesso che sentano questo brano insieme a noi. Riccardo Ruggio a Radio Barbagia con Che ridere Presidente. Ciao a tutti e grazie a tutti. Che ridere Presidente,
se pensa che ho scritto questa canzone mentre vagavo tra i miei pensieri, figli di un sogno, forse un'illusione, e pensava a quanta povera gente che vive di scorte di auto blu, e a chi le scorte invece le ha finite e voglia di ridere non ne ha più. Ma la capisco, signor Presidente, in quest'Italia corrono tempi bui e non è facile convincere la gente che è sempre colpa degli errori altrui. Sì, Presidente, io le credo veramente. Se mi dà la sua parola, io la voto ancora un po'. E che importa se poi mi pento, lo so. Sì, Presidente, ma che importa se mi sente? Tanto mi compra con un sorriso e poi ci casco ancora un po'. Io le credo, come no? Presidente, ma quanta gente che batteva le mani mentre lei parlava e prometteva oggi troppi sogni già scaduti domani. E quest'Italia è sempre nel pallone e sempre più gente sveglia alla TV. Che bello quando parla reti unificate, così la capiamo un po' di più. Ma non capisco, signor Presidente, chi paga le tasse ma è triste perché forse ha bisogno di un po' di evasione quando lo Stato tiene tutto per sé. Sì, Presidente, lei mi creda veramente. Abbiamo bisogno di una vacanza, almeno un ponte che duri un po', altrimenti prima o poi crolla, lo so. Sì, Presidente, son precario permanente e 3 notti che non dormo, ma un portaborse non ce l'ho. Lei mi crede, non lo so. Non fa ridere, Presidente, quest'Italia che ha perso in fretta la memoria e che vorrebbe cancellare con un gommone la propria storia. Presidente, un dubbio mi assale, vorrei tornare ma vivo lontano. Crede che basti non avere di mezzo il mare per sentirmi ancora italiano? Sì, Presidente, lei mi creda veramente. Io le do la mia parola che non la voto più per un po'. E che importa se poi mi pento, lo so. Sì, Presidente, ma che importa se mi sente? Non mi compra più col sorriso e non l'ascolto più neanche un po'. Io le credo. Forse no. E ho detto tutto.